E allora eccoci qua tornati nello studio di TV7 Match per affrontare il primo tema della serata, perché quest'anno, nel 2018, al congresso di geriatria e gerontologia di Roma è arrivato l'annuncio. In pratica diciamo un 65enne di oggi corrisponde per quanto riguarda fisico e capacità cognitive a un 45enne del 1980. Un annuncio sicuramente importante che fa piacere perché vuol dire che invecchiamo meglio, ma ecco, innanzitutto vorrei capire, inizierei dal dottor Castagnaro per capire se è, come dire, un annuncio condivisibile oppure se ci sono degli appunti da fare. Sinceramente le posso dire che già da qualche anno si mormorava che la geriatria, cioè la vecchiaia, cioè la geriatria, voi sapete, è la scienza che studia l'invecchiamento e cura gli eventuali problemi legati all'invecchiamento. Già da qualche tempo si mormorava che il vero anziano cominciasse non più a 65 anni, bensì a 75. I 65 anni sono sempre stati canonici, nel senso che si diceva che uno iniziava a diventare vecchio a 65 anni e se voi ricordate, ecco, prima della legge Fornero, ecco, i 65 anni erano legati al pensionamento, quindi al fatto che uno comunque terminava di lavorare, perdeva, diciamo, il suo ruolo sociale e da pensionato viveva quegli anni che gli restavano, che il buon Dio gli avrebbe riservato. Ecco, quindi cambiava qualcosa quindi nel momento in cui si andava in pensione, però ecco, esatto. la pensione aveva una conseguenza. Aveva sì, molto spesso anche conseguenze piuttosto nefaste, diciamo, no? Ecco, perché soprattutto per i dirigenti, per i colletti bianchi che andavano in pensione, avrebbe comportato soprattutto la perdita del ruolo sociale e quindi molto spesso situazioni di depressione, ecco, di tipo involutivo che portavano a gravi disagi, ecco, a gravi disagi. Ecco, dottor Trivellato, Mario, che cosa è cambiato in questi anni allora? Cosa è successo? Cosa è successo? Io già da diversi anni dico che 65 anni non era l'anziano. Ho scritto anche le lettere nei giornali, quando mettevano anziano investito, muore investito gli anni 65, scritto, investito da un'auto. Ho scritto lettere sia Mattino che al Gazzettino, giornali locali e non, perché assolutamente non condividevo. Finalmente è arrivato questo riconoscimento dei 75 anni, anche perché io ne ho 76 e quindi perché è cambiato in questi ultimi decenni il tipo di vita che già si vive, abbiamo medicine migliori, abbiamo un tipo di vita anche se stressante, però è innegabile e che ci permette per esempio anche soggiorni estivi in montagna o al mare. Una volta c'era solamente le colonie per i bambini, la gente stava in città, se guardiamo pochi decenni fa, ma i farmaci che abbiamo a disposizione, perché nell'anziano i killer nelle persone che hanno superato una certa età, e la cosa killer maggiori sono l'ipertensione arteriosa, il diabete e l'iperdislipidemia, cioè il colesterolo aumentato, soprattutto direi il diabete e l'ipertensione arteriosa, perché mentre l'angina uno l'avverte, il dolore si ferma e va prima dal medico, ecco il motivo per cui riesce a curarla ancora meglio. È cambiato se uno al giorno d'oggi l'attività fisica,
che grazie a emittenti televisive come la vostra ed altre viene incentivata un'attività fisica corretta, quello di muoversi, le passeggiate, le lunghe passeggiate o anche in bicicletta, andare... Certo, quindi uno stile di vita, diciamo... Uno stile di vita, esatto, possiamo dire questo, concentrare in queste due parole. Certo, una maggiore attenzione. Quindi maggiore attenzione ai fattori di rischio come quei due principali, ipertensione e diabete, che sono i killer silenziosi, e quindi la gente è più cosciente di queste cose e quindi si cura meglio. C'è più attenzione anche alla propria salute. Mentre forse, no? andando avanti, ma il collega, sono certo, il collega Eugenio, il mio amico Eugenio Castagnaro, che abbiamo passato tanti anni assieme al geriatrico, lui primario di geriatria, io direttore del servizio di cardiologia dentro l'ospedale geriatrico, adesso ci porta però un aspetto che sono sicuro vorrà parlarne Eugenio, poi l'aspetto delle demenze. Uno andando avanti con l'età abbiamo vengono fuori la punta, prima che era la punta dell'iceberg, questo iceberg viene fuori sempre di più, che uno ha la pressione normale, certo, però l'involuzione cerebrale che ci può portare a vari tipi di demenze, fra cui la più conosciuta è quella di Alzheimer. Certo, adesso ne parliamo. Volevo far intervenire anche Rosanna Bettella, perché lei appunto si occupa di invecchiamento attivo, ma la mia domanda come dire, è relativa a questo annuncio. Che tipo di, tra virgolette, conseguenze potrebbe avere diciamo, lo spostare in avanti l'inizio dell'età anziana? È solo che uno si sente, come dire, ufficialmente, allora no, viene codificato il fatto che uno si senta più giovane, perché è vero quello che finora abbiamo detto, che l'allungamento della vita, il progresso della medicina, gli stili di vita, ma io dico anche le condizioni lavorative sono cambiate negli anni, anche questo ha permesso di vivere meglio e di più in salute. La cultura della sicurezza nel lavoro, quindi tutto questo ha contribuito a far sì che uno davvero non si senta anziano a 65 anni, no, ma abbia ancora tante cose da fare e può fare tante cose, e quindi insomma giusto dire che l'anzianità vera comincia a 75 anni. Ecco, sa, noi come giornalisti a volte siamo un pochino, come dire, un po' scettici, diciamo, ma questa manovra qui potrebbe comportare magari un motivo in più per alzare ulteriormente l'età pensionabile, no? No, beh, allora rispetto a questo, come sindacalista, dico che certamente intanto le persone cominciano a lavorare sempre più tardi e quindi c'è anche questo fattore, ma c'è poi il fattore dei giovani che restano senza lavoro. Se tutti quanti, no, gli anziani continuano ad affollare sì, certo, i posti di lavoro. Noi abbiamo sempre parlato di possibilità di scelta, no? Quando andare in pensione, perché ci sono lavori e lavori. È chiaro che un lavoro, non so, un docente universitario, uno studioso, anche un medico, magari forse un chirurgo un po' meno, non lo so, però insomma il meglio di sé lo si fa, lo si acquisisce proprio con l'esperienza e con l'età, no? In più uno studioso continua a studiare, non c'è limite. Altra cosa è invece fare l'operaio, no? In una fonderia, certo. Questo è l'esempio classico, certo. Ma qualsiasi lavoro manuale, quello è anche fatica fisica, non solo mentale, allora deve essere assolutamente indicato un limite, e rispetto a questo proprio anche avrete sentito parlare di ape sociale, no? Questo modo di andare in pensione a seconda della situazione che ognuno ha, e quindi rispettando la gravosità dei lavori, rispettando il fatto se ci sono in famiglia delle persone non autosufficienti da curare, insomma, quindi
veramente poter scegliere e poter valutare anche in base alle persone, a come sono, a qual è la loro storia, il loro lavoro, credo che sarebbe forse la soluzione ottimale. Sì, ma questo non crea una premessa per giustificare una legge Fornero che forse ha penalizzato un sacco di gente. E un altro aspetto, si è stabilito che 75 anni, che è un dato che si avvicina un po' alla statistica, ma non è detto che uno a 75 anni poi sia in perfetta salute e quindi non sia pensionabile. Ecco che è una giustificazione per la legge Fornero e forse tra 5 anni lo porteremo a 80 anni il pensionamento. No, ecco, io lo ripeto, io non voglio che ci sia come dire, che venga ogni No, ma ogni lei no, anni. ma qualcun altro sì. Ah beh sì, certo. Perché mi pare che il problema di mandare in pensione è che lo Stato si è mangiato già le pensioni ancora negli anni 60, 70, 80 e parliamo di pensioni non di categoria, perché gli avvocati hanno un certo tipo di notai lo stesso, invece quelle pensioni che sono pensioni dei operai piuttosto che dei impiegati, lì sì c'è una difficoltà ad andare in pensione perché lì ci hanno mangiato molto. Ecco, non può diventare per esempio una strumentalizzazione della politica per mandare la gente più tardi in pensione? Cosa dice Castagnaro? Sentiamo anche il dottor Castagnaro. La legge Fornero, lo sanno tutti, era legata proprio al fatto che l'aspettativa di vita di individui è sempre più avanti e che quindi, se voi ricordate, io sono andato in pensione a 67 anni e 8 mesi perché il limite era quello e ogni anno si aumentava di circa 3 mesi il pensionamento proprio legato al fatto dell'aspettativa di vita, perché l'aspettativa di vita negli ultimi 40 anni è aumentata di 30 anni. Sia per i maschi che per le femmine, ecco, soprattutto per le femmine poi è aumentato e questo è un po' anche un mistero, se si pensa che nel 1930 erano i maschi che vivevano i più longevi di più rispetto alle femmine, ecco, tanto che la prima riforma delle pensioni fatta nel ventennio, ecco, mandava proprio in pensione gli uomini a 60 anni e le donne a 55, cioè perché appunto l'aspettativa di vita in quell'epoca era invertita. Negli ultimi 70 anni è successo un fenomeno che non è facilmente spiegabile, che le donne sopravvivono, hanno un'aspettativa di vita, è meglio dire, di 10 anni, in 70 anni hanno guadagnato 10 anni di più rispetto ai maschi, quindi le donne i maschi adesso hanno guadagnato 30, le donne hanno guadagnato 40 anni. Sì, esatto, le donne cioè hanno un'aspettativa di vita alla nascita di circa 86 anni, decimali in più, decimali in meno, e gli uomini sugli 81, 80-81. Quindi i maschi, parlo di maschi ovviamente. Quindi è un fenomeno che non è facilmente spiegabile. C'è qualcuno che dice ci sono gli estrogeni che proteggono la donna dalle malattie cardiovascolari, vero Mario? Ecco. Poi ci sono altri fattori legati all'alimentazione, poi le donne avevano abitudini di vita più sane rispetto ai maschi, cioè fumavano di meno, adesso sembra che anche le donne abbiano raggiunto tranquillamente i maschi, ecco, poi le donne si sanno controllare di più, cioè vanno dal medico più facilmente, la maternità comporta anche che con la scusa della nascita dei figli eccetera, il medico le vede più facilmente rispetto ai maschi, ma io ho visto per esempio che nelle campagne chi va dal medico non è mai il maschio ma la donna, cioè la moglie, va dal medico a riferire i sintomi, ecco, che ha il maschio. Voi capite che non è ecco.
Per cui, per esempio, la prevenzione, che secondo me è una delle caratteristiche per cui la vita media è aumentata, la prevenzione proprio delle malattie in questo caso non veniva attuata. Ma, dobbiamo ricordare lo stato della donna ai principi del secolo scorso, perché la donna era la figura all'interno della famiglia che più si sacrificava, non solo perché aveva, parliamo di quando erano pochi, erano 6 figli, arrivavano a 12, 13, Certo. 14 figli, quindi una donna che avesse avuto tanti figli sicuramente aveva una vita molto stressata, e soprattutto perché poi li allattava anche, e se era povera dava il latte anche a qualche figlio di qualche persona ricca, quindi questa era la donna dell'epoca. Io ho una sorella di latte. Ecco, quindi era una tradizione. Oggi non è più così, si va in farmacia e il problema è risolto. Quindi l'alimentazione era molto scarsa rispetto a quella dell'uomo. Ricordiamo che in una famiglia di contadini gli uomini mangiavano a tavola, le donne mangiavano su un lato, fuori dalla tavola, e mangiavano quello che restava praticamente. Questa è la tradizione che oggi non si ricorda più. Ma penso anche un'altra cosa, l'attività mentale credo che sia fondamentale nell'invecchiamento, perché l'attività mentale porta a una maggiore gestione dell'organismo da parte della mente. La mente ha 2 aspetti, la parte conscia e la parte inconscia, e quindi la parte inconscia, che noi consideriamo sempre una cosa molto trascurabile, in realtà è l'orologio che regola tutti gli organi e tutte le varie fonti di ormoni e di altre cose. E quindi mantenere una mente diciamo attenta, accesa, aiuta molto a superare determinate crisi anche fisiologiche o patologiche. Cosa sì, sembra? direi che è l'acculturamento che è molto utile, cioè la cultura più è sviluppata più porta a un sano invecchiamento anche cerebrale. Sì. Ecco. Infatti quando noi siamo chiamati a valutare una persona per un presunto Alzheimer, no? Ecco, sapere il grado di cultura è fondamentale, cioè c'è quello che ha fatto magari fino alla terza elementare, ecco, e quello invece che è arrivato alla laurea. Bene, quello che è arrivato alla laurea ha molte più chance di invecchiare bene, ecco, e di non essere colpito dall'Alzheimer, mentre invece chi ha una bassa cultura fin da piccolo, diciamo, ha la più possibilità di sviluppare Alzheimer. Allora ne lancio un'altra provocazione. Quanti mezzi di comunicazione hanno stimolato la mente e quindi hanno allungato la vita? Tipo la televisione, tipo internet, e tipo l'acculturamento, cioè la possibilità degli anziani di aver imparato a leggere e scrivere, cosa che una volta non c'era, e quindi di poter leggere e confortare la mente con delle altre risorse. Prego. È stata fondamentale. Ricordiamo il maestro, come si chiama? Maestro Manzi. Manzi, non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Sì, non è mai troppo tardi, mi ricordo che insegnava l'italiano perché perché c'era gente prima, seconda, terza elementare nelle campagne. Ma neanche. E quindi la televisione uno la guarda. Mentre leggere è già qualcosa di più impegnativo, diciamo, per una determinata categoria sociale. Quindi la televisione ben condotta, che abbia un suo appeal di richiamo dell'attenzione del soggetto è fondamentale. Penso che noi tutti, quando vediamo che il tono non è così, adesso abbiamo, una volta ci si alzava, si cambiava canale, adesso c'è il telecomando. Adesso è molto più facile, quindi bisogna mantenerla sempre a un certo livello la televisione. E io dico sempre, al giorno d'oggi uno che non sappia, quando vedo in ristoranti, vedo questa gente che mangia come tornasse dalla guerra, ma anche gente di un certo livello culturale. Io dico, ma
Questo è proprio un farsi male, no? A meno che uno non sia rifugio in montagna. Io ogni tanto mando la foto, che io dico che mangio tanto pesce, frutta e verdura in quantità, quando mi diverto a mandare, perché vado a sciare oppure a camminare, mangio delle cose, le uova, lo speck, oppure mando la foto, ah ecco il cardiologo, sì, ma dico, ma ho sciato per 2 ore prima, sì, un'ora dopo, bisogna vedere in che contesto. Chi invece lo fa stabilmente, soprattutto con quelli che gli americani chiamano junk food, sempre riferendoci ai ristoranti eccetera, oppure i rifugi in montagna, vedete i bambini cosa ordinano? Le patatine così, e le madri buttano il sale, prima ancora poi ci spremono sopra la senape, il ketchup. Io guardo, se a mia moglie dico guarda, penso allo stomaco, cosa arriva dentro lo stomaco, e questi qua poi si abituano alle cose. I nostri reni hanno un certo impulso, stress dal sale, che non sono più. Quindi l'alimentazione è già una medicina, una corretta alimentazione è sicuramente già una medicina. Sei sano in base a quello che mangi. Certo, invecchierai sanamente secondo quello che mangi. Certo, l'attività fisica va correlata anche a questo, ma l'alimentazione sicuramente, se noi guardate i giapponesi, che è un popolo che si mangiano pesce, lo vanno a prendere tutto il mondo. Sono stato in Giappone più una volta per congressi, mi sono trovato benissimo, perché lì il pesce proprio è il piatto, il tonno, ma anche tempura, il pesce bollito, fantastico. Mi sentivo nettamente più sveglio, mi sentivo più sveglio. Però sicuramente qualche telespettatore a casa dirà cosa devo fare, devo vivere da malato per morire da sano? No, da malato no. Che è un vecchio detto. No, grazie dell'input delle cose, ma mica, per esempio il pesce azzurro, sgombri, sardine a quantità. Gli sgombri li abbiamo qua, ne pescano in quantità, certo. Sì. appena fuori Chioggia sottomarina, ma dopo uno può mangiare anche la carne, ma a guardare ma dare possibilmente la preferenza a pesce, frutta e verdura. Pesce non, possibilmente, mi dispiace per chi ci ascolta se ha allevamenti di pesce, di itticoltura e cose, perché guardiamo cosa danno da mangiare col badile questi pesci dentro le vasche. Non solo nelle vasche, ma anche in mare ci sono. Anche in mare, ma quelli in mare sì, c'hanno nelle cose, vicino a Malta, dove ci sono degli allevamenti che loro non li hanno presi, vedete, se visto i filmati di profughi attaccati alle cose, perché loro siamo andati a prenderci di noi, giustamente in quel caso lì. Sì, e li allevano i tonni, ma anche il salmone. Il salmone è allevato anche quello. Certo. C'è il salmone selvaggio che costa nettamente di più. Se voi andate nei supermercati vedete poca miseria. Certo, leggere l'etichetta, l'etichetta è importantissima. Allora io volevo quanto lo stress incide nell'invecchiamento? Sicuramente lo stress, saper prendere. Scusa, non ti volevo. No. Volevo prendere. Eugenio. Comunque, lasciamo Eugenio. Bisogna che distinguiamo due cose: lo stress acuto da quello cronico. Sì. Ecco, lo stress acuto è una difesa dell'organismo nostro. Certo. Ecco, che innalza la pressione, alcune ghiandole si generano, esatto, alcuni ormoni che ci prepara proprio a difenderci, alla lotta a difenderci. Ecco, passato l'effetto acuto, nel giro di qualche ora lo stress scompare. Lo stress cronico invece è dannoso, quindi è necessario rompere questo circolo vizioso dello stress cronico, perché un aumento delle catecolamine, un aumento della pressione non controllata, eccetera, comporta malattie cardiovascolari. Malattie cardiovascolari, come diceva Mario prima,
sono il killer di tutti, i big killer proprio, perché ancora oggi la prima causa di morte nell'essere umano sono proprio le malattie cardiovascolari. Quindi lo stress incide prima di tutto sulle malattie cardiovascolari, poi comporta un aumento dei radicali liberi, che sono proprio quelli che provocano l'invecchiamento. Quelli che provocano l'invecchiamento sulle cellule, su tutte le cellule, di tutti i tessuti, in particolare dei tessuti anche cutaneo, per cui un soggetto stressato ha un aspetto dimesso e invecchiato precocemente. Ecco, quindi poi allora, ci sono dei lavori che possono essere stressanti, che incidono sulla longevità, e altri invece lavori più che stressanti li chiamerei usuranti, cioè lavori usuranti. Poi invece la vita moderna comporta invece uno stress cronico, ecco, cioè la continua corsa, il tempo non mi basta mai, devo fare 18 lavori, ho 5 sale operatorie da seguire, 4 ambulatori, tanto per dire, no? Ecco. Certo. E questo comporta uno stress eccessivo. E poi ci sono i segni dello stress, che sono l'insonnia, per esempio, no? Uno non riesce più a dormire, poi l'irritabilità, uno è irascibile, qualsiasi piccolo stimolo diventa un gigante, ecco, per cui si reagisce male, insomma, alla vita. Ecco, tra i vari professionisti stressati negli Stati Uniti ci sono i giornalisti, in Italia no, evidentemente, ma in America molti casi di patologie cardiache sono proprio nella professione dei giornalisti, perché si impegnano notevolmente, sono stressati e quindi ce la mettono tutta. Sicuramente. Così come per esempio presso gli avvocati, anche gli avvocati hanno tempi e metodi, diciamo, di lavoro che portano all'usura della circolazione sanguigna, giusto, no? Certo, sì, solamente che in America c'è col web, appunto i giornalisti devono correre. Una volta la carta stampata uno vedeva il giorno dopo, adesso ci sono dei tempi molto più stretti. Ricordiamo Washington Post, insomma, quei due giornalisti ce l'ha messa tutta, così come anche sulla questione della... che hanno trovato i microspie ma il giornalista adesso, al giorno d'oggi, deve proprio essere quasi in tempo reale sulla notizia. Poi abbiamo fatto il cenno agli avvocati, sicuramente lo stipendio di un avvocato sarà usurante, sarà stressante, ma come guadagno è molto di più. È uno stress remunerato. Io ho lavorato 2 anni a Houston come cardiologo, adesso l'ultimo grattacielo che hanno fatto l'hanno intitolato, mi sfugge il nome del grattacielo. Sono 40 piani e cose. Tutti avvocati. Non vorrei dire, tu vorrei qui in Fanny Street, in centro a Houston, dove sono tutti studi medici. Questo chi è? Questo dico chi è? Questo è l'avvocato tale che è morto recentemente, ha lasciato in dono i suoi soldi, che ha messo sui soldi per un grattacielo, ed era quello che faceva pro contro i medici, le cause legali di medici. Quindi alla fine, punto di cosa, ho detto: ho guadagnato tanto, però voglio lasciare anche tanto, insomma, per pace l'anima sua, però, insomma, sicuramente sono stipendi diversi, senza arrivare a queste cose da grattacielo. Certo, volevo tornare alla questione anziani, alla questione anzianità. Dicevo prima che Rosanna Bettella si occupa di invecchiamento attivo. Riusciamo a spiegare che cos'è l'invecchiamento attivo? Sì, l'invecchiamento attivo a parte, allora io mi occupo di invecchiamento attivo perché è uscita anche una legge regionale nel 2017 a cui abbiamo contribuito molto anche come organizzazioni sindacali, perché insomma è stata una richiesta che abbiamo fatto, che facevamo da diverso tempo. L'invecchiamento attivo significa appunto non aspettare di andare in pensione e finisce
come dire, il tuo ruolo sociale, no? E poi ti siedi in poltrona e guardi la TV e vai in depressione, eccetera. Non è questo, no, questo è anzi è un modo per accorciare assolutamente la vita. L'invecchiamento attivo invece noi lo consideriamo quello in cui la persona anziana continua o diventa una risorsa per l'intera comunità, insomma, per la collettività. Ecco, perché molto spesso oggi l'anziano, quello che è in pensione, cosa del genere, viene considerato, tra virgolette, un peso, no? Sì, per la purtroppo, ma perché c'è chi alimenta anche questa guerra generazionale, diciamo, no? L'anziano che porta via il lavoro ai giovani, l'anziano che porta via i soldi con le sue pensioni ai giovani, quando invece la media delle pensioni è bassa, è bassissima, e le pensioni alte sono veramente una percentuale molto esigua. E dei politici. Ecco, vabbè, dei politici lo sono, ma anche dei professionisti, insomma, no, dei medici, degli avvocati, dei professionisti, dei manager, dei dirigenti, ma è una percentuale comunque bassa. La media è davvero, se noi guardiamo anche solo le nostre pensioni qua nel Veneto, la media è intorno ai 1.000 euro lordi, sempre perché noi quando parliamo di entità pensionistica è lorda, poi quella delle donne è addirittura molto più bassa. E proprio ricollegandomi alle questioni alimentari, no, noi come Sindacato Pensionati, assieme all'associazione Hauser, che è un'associazione di volontariato, abbiamo proprio fatto una ricerca sull'alimentazione dei nostri anziani. E l'abbiamo fatta con un questionario rivolto agli anziani che ci dicessero, insomma, c'erano tutta una serie di domande rispetto a che tipo di alimentazione usavano. E poi abbiamo anche fatto un questionario invece rivolto ai medici e ai farmacisti per capire se loro, come dire, stavano attenti alle condizioni dei loro pazienti rispetto all'alimentazione, perché a volte, bisogna anche dirlo, i medici di base hanno fretta, sono oberati di lavoro, firmano solo certificati e però invece manca il contatto umano, sì, diciamo, perché poi è vero, è la persona in primis che deve pensare alla sua salute, però deve esserci anche una società che favorisce, no? Questa l'informazione, che dà consigli e quant'altro. Ecco, per esempio è venuto fuori in questo questionario che un 6% dice, però dopo, dice che fa un pasto solo al giorno. E allora ci siamo anche interrogati, lo fa perché vuole mantenersi in linea o lo fa perché non ha la possibilità. Non ce la fa? Noi sappiamo per esempio che ci sono tutta una serie anche qua nella nostra città di anziani che hanno i pasti a domicilio pagati dal comune e sono quelli che hanno le pensioni più basse, che quel pasto se lo fanno durare anche per la sera, perché non vengono portati i pasti alla sera, solo a pranzo. Ecco, là forse bisognerebbe intervenire, no? un po' di più, dare un aiuto, capire certo, veramente, sostegno. essere vicini, perché poi accanto a questo si somma la solitudine. E anche nella solitudine aumenta la depressione e quindi la vita si accorcia. Io dico che senz'altro la vita si è allungata, ma si è allungata per una certa categoria di anziani. Dovremmo cercare di allungarla a tutti. Allora questo, come dire, questo allungarsi della vita, l'invecchiamento porta anche ai problemi, appunto qui lei accennava, il rapporto ad esempio con le persone che lavorano. Allora, vediamo questa grafica che fa un rapporto tra nel periodo dal 2018 al 2050, il rapporto tra gli over 65 ogni 100 persone che sono al lavoro. Vediamo se la regia è così gentile da proporci questa grafica, vedremo come di fatto come dire, il grafico è in crescita. Vediamo se riescono a mandarlo. Crescita in che senso? In che senso crescita? Cioè che aumenta il numero degli over 65 rispetto a ogni 100
ogni 100 persone che sono al lavoro. Eccolo qua, ci siamo, eccolo qua. Il confronto poi riguarda vari paesi, come vediamo poi il Giappone sappiamo che è uno dei paesi dove c'è un'aspettativa di vita molto alta. Il primo al mondo, Eccolo qua. il Giappone. E secondo siamo noi. Ecco, questo è il confronto degli over 65 ogni 100 persone in età lavorativa e abbiamo come sempre la fascia di età tra i 20 e i 64 anni. Ecco, qui vediamo come di fatto nel 2050 gli over 65 saranno in aumento, diciamo, rispetto a quello che era nel 1980, nel 2015 e poi nel 2050. Quindi ogni 100 persone al lavoro ce ne saranno 77 over 65. Questo in Giappone nel 2050. In Italia siamo a 73,9, nel 2015 erano il 37,9% di fatto e il 23% nel 1980. Questo chiaramente è l'altra grande questione, cioè la questione del rapporto tra chi in questo caso è in pensione e chi lavora, e questo è come dire il grande punto interrogativo di come organizzare questa nuova società, perché è una società sicuramente dei capelli bianchi, ma oggi ad esempio è una società a misura di anziano. Inizierei da te, Mario. Direi che la società si sta aggiornando con questo nuovo aspetto e è a misura anziano in buona parte, non totalmente ovviamente, perché è una cosa che è venuta fuori di cui se ne sta parlando ampiamente in questi ultimi anni, e quindi stanno prendendo per esempio quelle per le sedie a rotelle, per le sedie sono per l'ambulazione non autosufficiente, si trova la possibilità di entrare negli edifici perché hanno fatto i rialzi ad hoc per questo tipo di persone e poi diciamo la società al giorno d'oggi una cosa da dire assolutamente: noi abbiamo il volontariato, per esempio AVO, Associazione Volontaria Ospedalieri, qui a Bada, e ci sono tante altre associazioni di volontari che sono attrezzate ed agguerrite, nel senso positivo del termine, per aiutare gli anziani. A domicilio vanno a trovare quelli che purtroppo si trovano con questo pasto, che lo dividono, sono convinto, in due tranche, ma i volontari fanno molto e vorrei proprio ricordarli in questa circostanza. Quindi sotto l'aspetto architettonico il primo esempio venuto in mente è questo delle strutture architettoniche edilizie fatte adesso per legge, che siano usufruibili anche dai soggetti anziani. Poi quello che viene fatto dal volontariato con varie sigle, che aiuta molto gli anziani, anche perché l'anziano alle volte si trova solo a casa perché i figli se ne sono andati e lui si trova e quindi deve rimanere in contatto con qualcuno. I figli sì, c'è il contatto telefonico, quello che io consiglio sempre, ricordiamoci, quando tutti fuggono in estate, le cose, un condominio, ricordiamoci che non sentite, a meno che non sia un mega condominio. Certo, ma comunque avere l'attenzione. Ecco, sentite le cose, non sentite la televisione che funziona, certo, che magari funziona, suonare il campanello, cercare di capire le cose. Sono piccoli accorgimenti che ogni estate succede che trovano un'immagine di soggetti a 40 gradi, perché ormai a Padova al pomeriggio in luglio si arrivano a 40 gradi, di contattarlo, oppure se sentite la televisione che va sempre significa che è successo
qualche cosa che non è normale. Certo, che resti sempre, sì, sempre ecco, accesa. sto Ecco, quindi un po' divagato. ritrovare un po' di sano senso civico. Esatto, interrelazioni col cose. Poi farà sorridere, ma io consiglio, quando vedevo e vedo tuttora pazienti, perché sono adesso solo in attività privata, consiglio sempre, io sono amante degli animali, i cani, dico ma perché non si prende un cagnolino, cioè, vada il canile, io ho fatto così, che io ho notato il mio figlio nelle cose, che il cane, uno se ha un cane è impegnato a fare qualcosa, esce e si relaziona col prossimo, perché ha minimo 2 o 3 volte Certo, al giorno, uno che ha un cane si ferma a quello che chiede ma che bello, anche somiglia al mio o meno, mentre da solo vedi l'anziano che cammina così nei suoi pensieri. Altro suggerimento, se andate verso un pensiero negativo che possiamo avere tutti, stop, pensa a qualcos'altro, guarda gli alberi, se in primavera le fronde nuove, certo, diciamo, pensare posso suggerire positivo. Io credo che le crociere, a parte che uno non può campare di crociere, ma le crociere aiutano moltissimo. Certamente. Io ricordo anni fa che avevo un mio socio che regolarmente prendeva la crociera che faceva il giro del mondo. Ovviamente non poteva stare un anno dentro la crociera, quindi prendeva le varie tappe ogni anno. E c'erano persone che montavano in crociera e stavano un anno in crociera e cambiavano completamente atteggiamento, cambiavano completamente... Sono quel 10% che dicevo prima, però, che ha pressioni molto alte. No, in che senso? Sì, beh, questo del giro del mondo sì, è un po' caro. Sì, certo. Sì. Ma lo chiamavano anche, perché erano persone abbastanza anziane, l'ultimo viaggio. Sì, perché all'interno della nave c'era anche un posto dove potevano stivare le persone che nel frattempo andavano altrove. Ecco. Sì. E quindi mediamente erano dalle 20 alle 30 persone ogni volta, perché quando tornavano le seppellivano. Ecco, quindi queste sono le crociere famose che fanno il giro del mondo, ed era una nave russa allora che faceva questo tipo di attività. Ma l'alimentazione, quanto l'alimentazione incide, ma un'altra cosa, i giovani sono in grado poi di sostenere gli anziani, perché abbiamo un'inversione di rotta fondamentale, cioè sempre meno giovani, perché ovviamente la generazione precedente non si preoccupa, è un po' egoista rispetto alle nostre generazioni e quelle precedenti alla mia. E quindi i giovani non ci sono più, ma addirittura i giovani emigrano, perché abbiamo una società che non è in grado di organizzarsi per riuscire a dare un posto di lavoro. Allora, quale sarà la prospettiva futura, secondo voi? Prego, professore. Allora, io posso rispondere sull'alimentazione. Sì. Ecco. Sull'alimentazione e poi magari lei parlerà se i giovani... Di socio-economia. Esatto, se i giovani riusciranno a pagare le pensioni degli anziani. Allora, l'alimentazione è fondamentale, è uno dei 3 cardini per invecchiare bene. Allora, il primo, l'alimentazione appunto, secondo è l'esercizio fisico, terzo è il corretto stile di vita e la prevenzione delle malattie, cioè chi ha diabete sa di avere il diabete, deve farsi frequenti controlli, lo stesso l'iperteso, lo stesso chi ha il colesterolo elevato, lo stesso chi ha disturbi respiratori. Ecco, quindi questi sono i 3 cardini per invecchiare bene. L'alimentazione, allora la base dell'alimentazione dell'anziano è frutta e verdura, il primo piatto proprio che non deve mancare mai nella mensa dell'anziano, insieme ovviamente a una buona idratazione, cioè una buona assunzione di liquidi, in particolare di acqua, che deve essere di almeno 8 bicchieri al giorno, quindi vuol dire avvicinarsi a 1,5 litri. Ricordarsi sempre che l'anziano non ha lo stimolo della sete, l'ha perso, per cui aspettare che l'anziano dica ho sete e beva
è sbagliatissimo, bisogna suggerirlo non solo, ma mettendogli anche il bicchiere d'acqua a portata di mano, in modo che se fa fatica a muoversi non abbia l'acqua a distanza. Quindi frutta e verdura, seconda alimentazione, seconda tappa dell'alimentazione sono le proteine che sono contenute nel latte, nella carne e nel pesce, ma soprattutto bisogna guardare alle proteine, diciamo, nobili, che sono proprio contenute nel pesce, nelle uova, nel latte, ecco, e meno nella carne. La carne andrebbe assunta un paio di volte alla settimana, perché l'esigenza dell'anziano è questa. Ecco. Poi tutto il resto. In ultima, nel gradino più alto ci sono i dolci. I dolci fanno male, non solo per chi è diabetico, ma fanno male perché purtroppo aumentano i radicali liberi, come uno fosse sottoposto a uno stress cronico, oppure fuma le sigarette. È la stessa cosa. Chi mangia dolci, magari li mangia ogni giorno, li mangia per cena perché va alla cena di lavoro, eccetera, fa male. I dolci vanno ridotti tantissimo, in qualche occasione, che ne so, il compleanno, Pasqua, Natale. Certo, ma non può essere la regola. Dunque, ecco, ma della verdura cotta, cruda e quale tipo? La verdura non ha importanza che sia cotta, che sia cruda, eccetera. Poi ovviamente uno si rivolge al suo nutrizionista. Se per esempio è affetto da stipsi cronica, deve mangiare verdure cotte piuttosto che crude. Ecco. Chi invece preferisce le verdure crude, benissimo, di stagione, vanno sempre. E la frutta lo stesso. Pensi che la frutta è anche consigliata ai diabetici, tipo la mela, l'arancia, eccetera. Sono frutti che vanno bene anche per chi è affetto da diabete. Quindi, ecco, e poi la quantità di calorie non deve essere esagerata. Ecco, io credo che in una cena di lavoro si raggiungano tranquillamente le 3-4 mila calorie, il che è già 2 o 3 volte del fabbisogno giornaliero, perché noi anziani, e mi prendo anch'io, abbiamo bisogno di 1000-1200 calorie al giorno, non di più. Ecco. Se ovviamente uno esagera un po', il giorno dopo fa un po' di più di esercizio fisico, si prende la bicicletta e si va a fare un po' di una biciclettata, si fa fare un'oretta di marcia, di un cammino sostenuto, ecco. Questo è per quanto riguarda le regole, diciamo, che possono aiutare. Non è corretto dire devo vivere da malato, assolutamente. Chi si ammala è chi mangia senza controllo. Quello sicuramente si ammala. Rosanna Bettella invece, per quanto riguarda diciamo così, il ricambio generazionale, quindi quello è un giovani, problema, anziani. no? Questo calo demografico molto alto che abbiamo, anche qua abbiamo il primato rispetto agli altri paesi. E le cause sono molte, no? C'è da una parte che comunque non ci sono i servizi adeguati per far sì che le famiglie siano aiutate nella cura dei figli, perché non ci sono più le famiglie di una volta, i nonni sono sempre più impegnati, attivi, restano di più al lavoro e comunque hanno un sacco di interessi, fanno molto volontariato, perché anche quello è un altro, dopo magari ne parliamo ancora un po', perché è un'attività molto importante e quindi queste famiglie giovani si pongono il problema dopo, se lavoro, dove metto i figli, asili nido ce ne sono pochi, anche se magari crescono, ci sono tanti asili di tipo privato, così, che crescono un po' alla rinfusa e che non danno poi tutte le sicurezze. E poi comunque è un costo, quindi poi è sempre collegato al posto di lavoro. E poi con il problema che c'è adesso dei contratti atipici, che ce ne sono in numero svariato, discontinuità del lavoro, eccetera, quindi si aspetta a far figli fino a che si arriva all'età che i figli poi non
non arrivano non più. Certo. Questo è un problema che uno Stato deve porsi, deve assolutamente porsi, in più se è uno Stato che dice migranti non ci devono essere, però d'altra parte sono quelli che in questo momento, quelli che sono qua che lavorano, sono gli unici che stanno facendo, che fanno figli, Ma anche se anche loro sono calati, anche loro stanno prendendo le cattive abitudini nostre, perché poi quando si è in un paese, no, bene o male ci si integra e si prendono buone e cattive abitudini, e quindi anche loro stanno diminuendo il Vuol numero dire di che si stanno figli. integrando forse? Sì, no, perché allora all'inizio loro le donne non andavano a lavorare. No? Adesso invece? Soprattutto le popolazioni dell'Africa o quant'altro. Perché invece per quanto riguarda l'immigrazione dei paesi nostri dell'est, sono le donne le prime che sono venute, in Italia, no? Con l'esercito delle assistenti familiari, certo, delle cosiddette badanti nelle certo, nostre, come no. fenomeno che ci siamo accorti all'improvviso quando abbiamo praticamente in quasi ogni famiglia ce n'era una, E meno male. però sì, e meno male, ma però nessuno si era reso conto di questo, ci si era resi conto veramente all'improvviso, no? Quando erano ormai migliaia di donne, utilissime e per fortuna. E quindi insomma bisognerebbe che uno Stato, un governo insomma pensasse un po' a 360 gradi e guardando al futuro e non all'oggi o al massimo a domani e dopodomani, ecco. Certo, certo. Allora, adesso invece volevo aprire una piccola parentesi, visto che noi abbiamo aperto la trasmissione dicendo l'epoca dei diversamente giovani e quant'altro, vorremmo far vedere anche che anche in età avanzata c'è la possibilità di fare tra virgolette anche degli sport estremi, no? È il caso in questi giorni, è stato il caso di una cittadina australiana, credo, che si è lanciata col paracadute a 102 anni. La possiamo vedere, magari se la regia propone le immagini che abbiamo. Eccola qua, in aereo, 102 anni, per lei è il secondo lancio, non è il primo che fa, l'aveva già fatto uno quando ha compiuto 100 anni, ed è come dire, si lancia col paracadute, assistita ovviamente, e lo fa per raccogliere fondi. Per la ricerca sulla SLA, perché ha perso una figlia proprio a causa della sclerosi laterale amiotrofica. Ecco, questo ad esempio è l'esempio che anche a 100 anni ci si può lanciare col paracadute. Eccola qua in volo, ma possiamo rientrare in studio perché abbiamo anche tra di noi chi pratica degli sport, tra virgolette, possiamo molto definirli giovane, questa signora più giovane? Sì, no, io molto più giovane del signor. Ecco, Mario Trivellato alcuni anni fa, ad esempio, ha avuto modo di, qui ti vediamo, diciamo una fotografia. Questo è la cosa, ma se si vedesse il movimento si vedrebbe, ecco, vedete, si intuisce l'effetto lifting, perché a 200 km all'ora si vede tutto quanto, e poi ringiovanisce quindi. Sì, ma dopo quando arrivi a terra sei nuovo. Ma quello sono andato a 140 di frequenza perché avevo attaccato a me. Adesso parliamo anche dell'apparecchio, perché adesso io volevo far vedere anche che tu hai fatto anche quello che è uno sport, secondo me, eccolo qua, il bungee jumping. Qui ci vuole il coraggio. Quello qui siamo alla Diga Verzasca in Svizzera, che è il punto più alto del mondo dove fare bungee jumping, che era una trasmissione, mi sono lanciato anche al ponte di Roana per andare a Asiago. Ho detto il punto più alto d'Europa, è intervenuto quello, ho detto no, perché no. Mi sono informato, aveva ragione, e qui è Verzasca in Svizzera, e vedete la cosa, ma senza casco. No, il casco non corre, perché se si rompe la cosa si è morto. Eccolo là. Ecco, vedete, si va giù, è una bellissima fune con tanti spaghetti, li chiamo io, di lattice, puro lattice, per cui bastano tre o quattro oscillazioni, ampie oscillazioni, vedete, si torna, poi ci si ferma, poi si apre le braccia e loro mandano giù quello che io chiamo il fungo,
perché ti attacchi. Dopo mi sono accorto, vedete Eccolo che qua. sfrangiato questo, si vedeva nei cose, perché questo era il 10 ottobre qualche anno fa, praticamente, eccolo, vedete che sì, sfrangiato, eccolo qua. Si è rotto dopo. No, penso eravamo lì, perché loro partono a giugno, io l'ho fatto l'ultimo giorno, è un'altra bellissima, dico, è una roba che voglio fare, anche perché quello mi aveva detto che, ecco, vedete che si notano quelle... Sì, quelle le sparanze, sì, sì. E allora, qui dove hanno fatto il film Golden Eye, 007. 007, la prima scena, vedete quello che si lancia Che scendono giù. dalla... Perché volevo documentare e catturare l'attenzione sul fatto che grazie al CG transtelefonico con tecnica Bluetooth, io l'avevo applicato con 2 elettrodi, un cellulare in tasca, si trasmette proprio il tracciato elettrocardiografico in qualsiasi al condizione. medico. Ecco, questo è un aspetto, diciamo, sì, delle innovazioni anche, tecnologiche, no, che permettono, anche in condizioni ecco, prima si estreme. parlava di prevenzione, ma anche, come dire, il monitoraggio costante A distanza, aiuta. sì, no? nel coso, perché tu hai, Vediamo. è un apparecchio, a Houston ho lavorato anche un cardiologo che lavorava con quelli della NASA, e da lì mi sono interessato, ho scoperto l'ECG transtelefonico. Ecco qua, vediamo le immagini, questo è un apparecchio. È ultimissimo, 8 grammi, vedete che io lo do a chi uno può portare via per 1 mese, 2 mesi, sente delle aritmie col cellulare, e si bagna prima le dita su quel piccolo affare che è stato messo dietro il telefono, no? Dietro il telefono, qualsiasi cellulare, vedete, e registra il tracciato. Qui ecco sono 102 perché sono 5-6 caffè da questa mattina, e anche per fare in fretta, ma dopo si abbassa. La frequenza, vedete, sembra un tracciato di base, anche se è ribaltato per gli esperti. Durante quel volo, quel lancio, è cambiata No, io sono andato col lancio paracadute e sono arrivato a 140, perché battiti. 140 però regolari, perché è una fatica bestia tenere le braccia aperte, perché tu devi fare da pelle leopardo così, perché si chiudi un braccio, vai in pivoting, ti metti a girare attorno, che non è igienico. Quindi è un sostegno al braccio. Quello sì, è come quando uno si mette da ragazzini, si vedeva nelle macchine, anche noi tutti a fare mettere la mano fuori al finestrino per sentire l'impatto dell'aria. Pensa a 200 all'ora, no? Quando sei così che te la becchi tutti quanti, ti serve anche per direzionare il volo del paracadute. Poi si apre quello che si chiama tecnicamente la vela, che è come un parapendio, e lì un ballare carnevale perché la dirigi dove vuoi, e poi scendi. Infatti io atterro in piedi. Ma durante il jumping è cambiato il ritmo cardiaco? Bungee jumping no, perché lì ero a testa in giù, e quindi... No, ecco, lì ci vuole coraggio, non dovrei dirlo, però devo dirlo, perché su 10 persone un paio, 1 o 2 ogni volta si fermano, perché guardano giù e vedono il coso, allora comincio a pensare, beh, io lì mi sentivo più sicuro che andare in macchina, perché ho visto lì, sono svizzeri qua, ma anche quelli a Roana, gente molto restata, solamente che una fune non con lattice come questa, lì ho preso una buona tega, come si dice in Veneto, sulla schiena, nella buona, mi ha tonificato. Un contraccolpo notevole. Sì, un contraccolpo, però fattibile, sopportabile, mentre qui proprio è all'acqua di rose. L'unica cosa, ma non qui c'è rischio di battere contro la diga? No, è tutto calcolato, perché lì. Io ho firmato una cosa. No, io ho firmato una cosa perché una cosa mi dà molta soddisfazione, sia quando ho fatto il lancio del paracadute all'area superficie di Salgareda. Considero tutti gente super professionisti, allora prima ti metti tutto l'imbragatura, la cosa era d'estate, un caldo veste, una camicia sotto bella tutta, e poi loro aspettano, giusto? Ti mettono un foglio da firmare, no? 4-10 righe, no? La gente tenta a leggere. Mica ci ho dato la soddisfazione, ho firmato su, che tanto lì ci sarà stato scritto, qualsiasi cosa succeda, non rispondiamo. La stessa roba qua, anche qui non ho dato la soddisfazione di leggere, ma anche qui c'era una pappardella così, benissimo, bene, let's go.
E allora, possiamo dire l'età e qui in cui hai era fatto 70 anni, 70 anni. E Salgareda invece? Salgareda era qualche prima, il primo con la foto lì, ma dopo hanno fatto altri 3-4, quindi anche quello fino a 5-6 anni fa. Ma lo posso ripetere adesso ho in mente di farlo con equipaggiamento ancora maggiore. Una volta l'ho fatto con una piattaforma inerziale, ossia una Gigio una ventina di chili qua, con i vettori, gravità, velocità e cosa. Ha fatto la tesi di laurea CISAS, il centro aerospaziale di Padova, e quello si è laureato, l'ha portato a Houston, alla Space Center di Houston, ha portato, perché è stata una cosa, io ho fatto il portatore della... Castignaro queste cose qui non le possono fare tutti. No, assolutamente no. Questo, ecco. Se non hai paura la puoi fare tranquillamente. Ovviamente l'organismo deve essere un organismo in ottima forma, ecco, per cui torniamo al discorso di prima dell'esercizio fisico. Sicuramente Mario, il mio amico, si è sempre mantenuto in ottima forma attraverso un esercizio fisico, e quindi queste prove le ha superate brillantemente. Non si tratta solo ovviamente di coraggio eccetera, ci vuole anche che l'organismo sia ben messo, ecco. Certo. L'altro problema degli anziani, vi dicevo prima, è la solitudine, ma ne abbiamo già accennato prima, ecco, per cui per esempio le associazioni di volontariato sono sicuramente le benvenute in queste solitudini, in modo che l'anziano sia portato a socializzare, ecco. L'altro grave problema è la perdita dell'autosufficienza. La perdita dell'autosufficienza legato di solito a patologie invalidanti che sono per esempio l'osteoartrosi, per esempio, possono essere le malattie cardiovascolari, pensate all'ictus per esempio, all'ictus, ecco. E quindi quando c'è la perdita dell'autosufficienza, lì anche l'aspettativa di vita diventa molto più breve rispetto a un anziano sano, ecco, pari età, ecco. Oppure l'altra grave malattia che colpisce gli anziani, quella che porta alla disabilità psichica, cioè il declino cognitivo, e la malattia degenerativa cerebrale, che è quella più conosciuta, è l'Alzheimer. È chiaro che quando sopravviene una malattia di questo genere, l'anziano proprio perde la sua autosufficienza, pur mantenendo magari un fisico ancora buono, integro, certo, però ecco, e necessita ovviamente di essere assistito nelle sue... Ecco, Alzheimer che è presente soprattutto nei paesi sviluppati, no? Se non sbaglio. Allora, si è avuto in questi ultimi anni, con l'aumento dell'età media, ecco, si è avuto un aumento anche della malattia di Alzheimer come frequenza. È molto più frequente adesso che mi ricordo io che quando ho cominciato anni fa avevo visto nei primi anni 1 o 2 casi di Alzheimer, ecco. Adesso invece ne vedi proprio continuamente di questa malattia. Nel campo delle demenze l'Alzheimer è la più frequente, però c'è la demenza del Parkinson per esempio, c'è la demenza vascolare, ecco, che direi è una delle più frequenti, proprio la demenza vascolare, e poi c'è la demenza mista, cioè quella vascolare e degenerativa assieme, ecco, che quando arrivano a questo connubio purtroppo la cosa è catastrofica ed è repentina, per cui per esempio vengono da me e dicono: dottore, guardi, fino a poco tempo fa guidava la macchina, era autosufficiente, faceva tutte le sue cose, e improvvisamente nel giro di 5-6 mesi è diventata carrozzina, perde tutte le sue capacità cognitive, deve essere assistito proprio totalmente. Certo, ecco, senta, un'ultima cosa prima di salutarci. Le prospettive, come dire, di vita, a quanti anni arriveremo secondo lei?
il bello sarebbe arrivarci in buona salute, no? Ecco, perché a mio avviso è bello vivere a lungo se c'è una buona qualità di vita, certo. Qualità di vita, che vuol dire, ecco, essere autosufficienti e soprattutto senza dolori, perché molto spesso purtroppo la vecchiaia si associa a dei sintomi dolorosi di varia natura, ecco, di varia natura, perché noi siamo spesso portati a considerare il dolore, per esempio, associato a grave malattia come il cancro, no? Ecco. Però invece no, i dolori per esempio sono legati a un'artrosi precoce, a un'osteoporosi, ecco, quindi sono malattie che possono essere curate anche tutto sommato. Quindi la buona qualità di vita. Le prospettive sono sicuramente di superare i 100 anni. I 100. Infatti sono il tipo di anziani che aumenta a dismisura adesso, sono gli ultranovantenni, sono gli ultranovantenni e quindi anche i centenari. Certo. Mario? La telemedicina che ci aiuterà moltissimo. Poche sere fa è stato fatto proprio un programma di mostrare anche gli ospedali interconnessi, certo. i pazienti, quindi la tecnologia in aiuto. Quella aiuta moltissimo nelle cose. Concordo ovviamente pienamente con il mio amico. Si punta oltre i 100, insomma. Beh, certamente, soprattutto nelle fasce che abbiano un certo diciamo livello sociale, perché purtroppo più scendiamo meno possibilità ci sono nella telemedicina e telecardiologia. Telecardiologia è un aspetto della telemedicina, volevo lasciami mostrare l'apparecchio, perché questo è la prevenzione. Con questo apparecchio noi abbiamo l'holter di 24 ore, quindi il controllo del battito nelle 24 ore. Con 2 elettrodi solamente, il paziente lo può tenere una settimana, 2 settimane, 3 settimane, noi vediamo quello che succede al cuore, mi arriva in tempo reale sul mio computer, sul mio cellulare, certo. Quindi riusciamo a catturare e diagnosticare cose che altrimenti possono sfuggire. Quindi certo. Telemedicina è nel mio campo telecardiologia. E questi presidi fanno sì che abbiamo sempre meno bisogno dell'ospedale. Ecco, perché sinceramente non consiglio a nessuno adesso di andare in ospedale, se non per motivi proprio di questione di vita o di morte. Ecco. Perché succede una demenza senile soprattutto per lo spostamento di ambiente, certo. Quindi l'anziano in un ambiente completamente estraneo provoca dei traumi psichici molto importanti. Ma io volevo provocare invece un'altra risposta. Un umore senile allunga la vita? Sicuramente, sicuramente. Certo. Io credo che adesso, appunto, con il fatto che si dice che la vita, adesso un 75enne di adesso è come uno di 50-55 di 40 anni fa. Chiaramente comportano anche che la vita affettiva è diversa e sicuramente l'innamoramento può essere estremamente adiuvante proprio in questa situazione, perché primo si combatte la solitudine, secondo si formano, c'è una coppia e una coppia ha sempre dei progetti, un futuro, si prendono decisioni, si trovano soluzioni, quindi il progetto certo. è utilissimo anche per fare vero? Per fare invecchiare meno il corpo. E poi sì, è veramente ma poi ha ragione. Scusate, ma non c'è anche qualche scarica ormonale che aiuta? Devo dire che la farmacopea, la farmacologia ci è venuta in grande aiuto. Certo. Comunque insomma la vita affettiva a tutte le età, insomma, no? È importante, per cui anche nell'età anziana. Poi non so, avete visto, no? Ci sono queste storie adesso che sempre di più si raccontano, no? Di questi innamoramenti senili, e all'inizio erano visti un po' come così non tanto,
caricatura, invece è la realtà. Questo è quello qualche anziano si innamora della sua badante. Ah sì, beh. Lì ma bisogna poi, stare attenti alle conseguenze. ma poi sempre di dopo più gli proprio effetti non li raccontiamo. Ecco, io ho presente la situazione nostra, che è quella più vicina, insomma, no? Che è l'Auser, che in molti circoli fanno il ballo. Certo. Il ballo poi è attività fisica, ma è anche momento di incontro, no? Certo. e di scambio, e davvero di si creano che coppie. Certo, stimoli ecco. che aiutano a... Sì, e quindi anche questo fa un'associazione di volontariato, insomma, no? Mette insieme le persone, appunto, aiuta certo. e combatte la solitudine. E poi, ecco, volevo ritornare un attimo sul volontariato, nel senso che mettere a disposizione della comunità le proprie competenze che avevamo nel mondo del lavoro e che adesso possiamo mettere a servizio, credo sia un altro modo importante. Da noi molti anziani abbiamo favorito come sindacato, per esempio, insegnanti in pensione che fanno dopo scuola per i bambini che non possono farlo, medici, avete visto, no? Medici in pensione che fanno e che visitano gratuitamente le persone in difficoltà. Anziani che aiutano anziani e portano gli anziani a fare le visite, no? Quelli da soli, e insomma, c'è tutta una serie di servizi e poi nei musei, poi nell'accompagnamento, nell'attraversamento, i cosiddetti nonni vigile, questi sono quelli classici che vediamo sempre, ma guardate nei musei, in tutte le iniziative, se voi vi guardate attorno ci sono sempre anziani che sono impegnati e danno il loro tempo e il loro impegno per, a partire dai nonni in famiglia, i nonni in famiglia che badano ai nipoti, ed è un grossissimo risparmio per la famiglia. È un aiuto, certo. Bene, dobbiamo fermarci qua perché il tempo è scappato via come sempre. Io ringrazio Mario Trivellato, grazie di essere stato qua. Ricordiamo, cardiologo, lo trovate anche in internet, mariotrivellato.it, perché è un tuo sito. Trivellato cardio.it. Grazie a Rosanna Bettella dello CGIL, grazie al dottor Eugenio Castegnaro, ricordiamo ex primario di geriatria all'ospedale Sant'Antonio di Padova. Grazie a tutti quanti voi per essere stati qua con noi. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi arriviamo al nostro memento. Che sarebbe il nostro tormentone delle cose fatte che non finiscono mai, tipo l'idrovia, il Mose, tutto il resto. Bene, in Italia siamo specialisti a iniziare le cose e non finirle. No, infatti. Tra poco. E poi se finiscono non si sa se funzionano. Questo è un... No, perché sul Mose... Lei pretende troppo. L'importante sarebbe già finirle. Intanto, e che non faccia danni. Noi possiamo... Adesso andiamo un attimo in pubblicità con i telespettatori, ci ritroviamo tra poco con la nostra rubrica Il Memento.